La rocca che poi, come dice mio papà, si è capito dal malgoverno spagnolo. Ma come vanno le cose in questo mondo? Non sempre un cerchio può restare tondo, e quando pare che tutto vada bene inizia un guai, tornano le pene. Un periodo di crisi subitaneo paralizzò tutto il Mediterraneo e lo splendore del 4 e 500 si oscurò dal 6 al 700. Colpa della scoperta dell'America e del nord, la industria serica. Lo zucchero della seta a Messina non è per più il valore che aveva prima e, per la concorrenza d'oltrepo, non più il commercio a cui si sviluppò. Perciò Messina, al governo spagnolo, chiedeva privilegi e non solo quel governo non glieli concedeva, ma pure quegli antichi le toglieva. Allora a Messina i cittadini, uniti anche con i contadini, si ribellarono al governo spagnolo e per 4 anni, non per uno solo. Vi furono rivolte imponenti che però non raggiunsero gli intenti. Messina soffrì fame, privazioni, furiosi incendi e distruzioni, così tremendamente maltrattata, essa fu quasi tutta spopolata. Quindi, gli uomini migliori, grandi impegni, furono in esilio in altri regni. L'architetto Juvara fu costretto a lasciare Messina, il suo tetto, e a Torino in una settimana, e progettò il Palazzo Madama, la Basilica Superga anche lì, ed il Palazzo Reale a Madrid. La città lentamente si riprese, ma il nemico continuò le offese e, per colmo di sventura, ahimè, nel 1783 Messina nuovamente fu stroncata da tellurica forza snaturata. Cadde persino la grande palazzata, ottava meraviglia reputata. La volontà del popolo messinese fece pian piano risorgere il paese. Quindi è un augurio.